Stadio Matranga di Castellammare, dove andranno in scena Castellammare Calcio e Unitas Sciacca per questa importantissima gara che apre la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Un saluto qui da Gabriele Rispetta. Benvenuti dal Matranga, benvenuti da Castellammare contro Unitas, benvenuti dalla squadra underdog per qualche periodo di questa stagione di Mister Mione, e benvenuti anche qui a Castellammare ai campioni della Coppa Sicilia per la seconda volta consecutiva, per l'Unitas Sciacca. Andiamo quindi con le formazioni, partiamo dal Castellammare che oggi scende in campo con Di Paola in porta, Lobosco, Adamo, Lampo e Tarantino in difesa, Caronia, Mus, Pipitone a centrocampo con Frisella, Di Matteo e Ba che avranno compiti offensivi. Per quanto riguarda invece lo Sciacca, in porta Elesai, poi Moser, Pierce e Rallo in difesa, centrocampo multiforme con Daleo, Tirone, Garufo, Caternicchia e Licata, attacco a 2, Pisciotta, Mangiaracina. È tutto pronto per cominciare agli ordini del direttore di gara di oggi, il palermitano Giuseppe Castrovinci. Si scaldano ancora un po' Castellammare e Sciacca, c'è un piccolo problema forse alla porta che dovrà difendere Elesai, infatti c'è il secondo assistente del signor Castrovinci, il signor Nicola, anzi il primo assistente, il signor Nicola Gringeri della sezione di Messina, l'altro per completare la terna è il signor Marco Bucca della sezione di Barcellona Pozzolgotto. Le due squadre continuano a scaldarsi perché ovviamente c'è molto freddo, ma più che freddo a rendere complicata oggi la partita sarà la pioggia e l'umidità che ovviamente qua a Castellammare, soprattutto in questo periodo dell'anno, è tutt'altro che scontata. Castellammare che oggi comunque è un'ottima notizia perché è rientrato Tore Messina, è rientrato a disposizione di Mister Mignone, per ora parte alla panchina, vediamo se potrà giocare qualche minuto nel corso della gara. Per quanto riguarda invece lo Sciacca, è un po' la formazione ormai tipo di Mister Brucculeri, la formazione che ha battuto ai calci di rigore il Modica in una finale incredibile dove al 92esimo stava avanti il Modica, poi è arrivata la spizzata decisiva proprio all'ultimo secondo per permettere allo Sciacca di pareggiare, e poi ai rigori è andato in scena Antonio Elesai, l'ex portiere della cantera della Juventus, che ha fatto davvero delle parate clamorose durante la partita e ha fatto anche e soprattutto la parata decisiva sul rigore del Modica in una serie che era ormai andata a oltranza. Noi confermiamo che ci sono problemi alle porte, vediamo là a sinistra, infatti c'è il secondo assistente del signor Castrovinci, ovvero il signor Bucca, che sta sistemando qualcosa assieme ad Adamo, sempre con questa maschera alla Batman, il numero 5 del Castellammare, dopo che ha ricevuto un infortunio in una delle partite precedenti al naso. Lui comunque ci soffriva già la passata stagione da un derby, pensate, vinto qui contro il Marsala, era la gara d'apertura della stagione 24-25, siamo ormai alla 20ª della stagione 25-26. Entrambe hanno una cosa in comune: lo Sciacca è diventato la squadra migliore della Sicilia per quanto riguarda la Coppa regionale, la Coppa Italia fase regionale. Nel 24-25 si è riconfermata, nonostante tanti cambiamenti, nonostante un cambio di guida tecnica, si è riconfermata con Mister Brucculeri in panchina. Una squadra tutt'altro che mite e calma, anzi è una di quelle che quando c'è da mettersi il vestito elegante non sfigura mai. Ha perso però tanti punti con squadre piccole, più che altro lo Sciacca. L'ultima gara ne è un po' la controprova, quel pareggio che sembrava maturare contro il Montelepre, poi però la formazione di Mister Mutolo con un ispiratissimo Gaston Ramirez era riuscita a passare in vantaggio e poi a raddoppiare anche nel finale. Licata che butta il pallone in rimessa al fondo, parte quindi la gara con questa scelta, possiamo dire ormai utilizzata dalle formazioni che amano il pressing, soprattutto il primo pressing,
l'ha importata nel calcio moderno il PSG di Luis Enrique. Adesso molti copiano questa tecnica della formazione attualmente campione d'Europa, ma ovviamente parliamo di altri calci, parliamo di altri mondi, di altri universi che però vengono accomunati dalla passione. Dicevo, uguale e contraria di due città. Sentite alla mia destra i tifosi dello Sciacca, sempre copiosa la loro presenza a seguito della squadra di mister Brucculeri. Sentite anche il pubblico di Castellammare che qua è ovviamente il 12° uomo per i ragazzi di mister Mione. Qua mette il sinistro al centro Caternicchia, cercheremo anche un po' di capire come si andrà a mettere l'Unitas Sciacca, più che altro perché è un po' un jolly la posizione di Licata, che non ci permette mai di decifrare bene alla vigilia o nei minuti prima dell'inizio della gara la formazione saccense. È davvero l'uomo in più, Rosario Licata, che ha alzato anche quest'anno la Coppa Italia regionale. Sciacca che poi a febbraio inizierà la fase nazionale della Coppa. Noi l'abbiamo seguito praticamente sin dal primo turno, vinto contro la Folgore, poi tante importanti imprese come la vittoria ai calci di rigore contro il Licata. Comunque ci deve arrivare a portare il Licata ai rigori. Stessa cosa del Modica, è un po' uno Sciacca ammazzagrandi, possiamo definirlo, però come dicevo anche in apertura, con le piccole qualche punto di troppo l'ha perso, però rimane una squadra di valore assoluto, una delle migliori della categoria in tutta la Sicilia e non solo, e speriamo che possa dimostrare il suo importantissimo valore anche nella fase nazionale, così come aveva ben fatto l'anno scorso, dove si è fermato solamente contro un Barletta lì in Puglia, una tifoseria stratosferica come quella dello Sciacca d'altronde, però vedere certi catini pieni in eccellenza fa davvero tanto emozionare gli appassionati di questo calcio, di questa tipologia di calcio. Prima parlavamo di universi differenti, ecco, possiamo dire che il nostro universo, quello del calcio siciliano, del calcio nostrano, del calcio dilettantistico, è davvero quello che ci appassiona di più, per le storie che vanno a intersecarsi, una serie di traiettorie che poi si ritrovano sempre all'interno di questo manto verde, di questo manto erboso, che può significare tantissimo. Nel frattempo siamo già arrivati al 4° minuto, prova a mettere il pallone giù il Castellammare, adesso con il rilancio di Pipitone, va a pressare forte e duro Malik Ba. Vedete anche voi in controluce un po' l'acqua che si è addensata soprattutto sul lato del campo vicino alle panchine, e questo potrà essere un tema. Sicuramente sta piovendo di meno rispetto a quanto ha piovuto nel corso del riscaldamento, però ovviamente i risultati sono questi e il pallone difficilmente gira in quella parte di campo, quindi occhio. Va col lancio lungo infatti lo Sciacca, qua Pisciotta prova a mettere in condizione di correre Mangiaracina, c'è Caronia a pressare forte su Tirone che apre, e adesso ancora una volta Mangiaracina si appoggia a Bruno Moser, gioca a 3 lo Sciacca oggi con Rallo e Moser che possono fare sia il braccetto che il terzino. In un'eventuale difesa a 4 diventa un po' a 4 quando si abbassa Licata per costruire, o Licata o Garufo per cercare di costruire, lo vedete adesso, proprio Licata e proprio Garufo perde palla, però Capitan Licata, occhio a Bale, può correre, ma Elesai è in vantaggio, non va con le mani, preferisce servire Caternicchia, e poi pallone per Moser. Mangiaracina, il controllo non favorevole, complicatissimo giocare a pallone oggi qui alla Matranga di Castellammare, è meno colpita all'acqua, almeno sembra meno colpita all'acqua la parte più lontana rispetto alle nostre telecamere e anche rispetto alle panchine. Potrebbe anche essere un effetto ottico, ma da come gira lì il pallone, da come gira invece più vicino a noi, mi sembra proprio che sia più complicato giocare
nella parte destra per il Castellammare, nella parte sinistra per il club di mister Brocculeri, e qua rischia con questo pallone per Malik Ba, allontana senza troppi complimenti Bruno Moser, il brasiliano che ormai si è insediato perfettamente a Sciacca. Adesso prova a girare questo pallone, Caronia in aria, ed è arrivato anche in maniera forse troppo facilmente dalle parti di Caronia questo pallone, mette fuori nel frattempo Lo Bosco, anche Mattias Lo Bosco, uno dei migliori a livello di rendimento offerto nel Castellammare nel corso delle ultime partite. 7 giorni fa la sconfitta con il San Giorgio Piana per il Castellammare, una sconfitta sofferta, l'abbiamo raccontata sui canali sportivi. Mister Mione ha fatto un'intervista dove ha ammesso le colpe sue e della squadra, dicendo anche però senza le torri faro che sono state disinstallate nel corso di questa stagione è impossibile allenarsi di sera, e quindi ovviamente ci sono molti indisponibili negli allenamenti mattutini, causa lavoro, causa altri impegni, mattutini un po' meridiani, e quindi tutto questo porta a una completa rimodulazione del piano del Castellammare. Come diciamo, è iniziato benissimo l'anno per il Castellammare con tante vittorie sorprendenti, sembrava essere davvero la squadra che poteva dare fastidio al Licata. Qua riprende palla di Paola, troppo molle sul pressing anche dei due attaccanti dello Sciacca, e va lontano di Paola a cercare Frisella. Obba è una partita anche importante per Frisella, perché lui a inizio anno era tra le fila dello Sciacca, aveva accettato questa nuova avventura, poi però il cuore l'ha fatto tornare a Castellammare, dove comunque può anche godere di maggior minutaggio. Occhio qua il pallone per Mangiaracina, larga sinistra, ancora Mangiaracina, lotta con lui Di Matteo, l'ultimo tocco è dell'11 Saccense, e infatti è rimessa dal fondo. E poi lamentele del pubblico di Castellammare, perché Pisciotta lamentava un fallo, si era anche buttato, questo non è piaciuto al pubblico di Castellammare. Nel frattempo quello Saccense, come ormai ci ha abituato, continua a cantare, continua ad urlare, e va bene, ci fa divertire, deve avere uno spettacolo vedere all'opera i tifosi neroverdi, o verde-neri come preferiscono essere chiamati. Adesso pallone che torna dalle parti di Elesai, va lontano il portiere ex Juve ma anche ex Parma, ex Regina, una carriera incredibile, protagonista negli ultimi anni con la Nissa, adesso lo è con lo Sciacca. Sentiva particolarmente la gara contro il Modica e la rivalità soprattutto con Alejo Romano, una rivalità clamorosa. Si continuavano a scornare durante la lotteria dei calci di rigore, agonismo allo stato puro, una gara ovviamente condita da tensione agonistica e non solo. Modica aveva l'occasione per fare una clamorosa, avvicinarsi quantomeno, una clamorosa doppietta, perché poi non vogliamo parlare prima, ma il Modica viene da una sequela di vittorie consecutive in campionato che ha del clamoroso, e soprattutto è lanciatissimo verso il ritorno in Serie D. Però è ovvio che lì dalle parti della città, in provincia di Ragusa, c'era la volontà di ritornare in Serie D, anche sfruttando l'importante pass che regalava la Coppa, ovviamente alzare un po' di argenteria che non fa mai male, e invece c'è riuscito nuovamente lo Sciacca. Qua lotta invece come un leone Di Matteo, viene anche lui da un piccolo infortunio, è tornato a disposizione nel corso della gara contro il Montelepre a pieno regime, da quel momento ormai veste
mette la 11 e soprattutto prova a essere uno dei due riferimenti principali per Malik Ba alle sue spalle. Ba invece, che d'altro canto è arrivato a 9 gol stagionali, 8 in campionato. Pensate che con il Castellammare il massimo è stato 10 in stagione, quindi ovviamente c'è la grande occasione anche per l'ex Kus, che dopo una parentesi in Slovenia poi è diventato l'eroe del pubblico di Castellammare, e quindi c'è anche per lui l'opportunità di poter migliorare ulteriormente score. Comunque che l'hanno fatto entrare nel pantheon dei preferiti della piazza. Qua occhio a Caternicchia che va con le mani molto lontano, in due su questo pallone, si scorrono un pochettino i giocatori di Castellammare, poi lotta Malik Ba, forse con l'ausilio delle mani in maniera troppo aggressiva. Rallo comunque riesce a contenerlo. Adesso può andare il club verde-nero, ma riprende il pallone bene qua Lampo, e poi la corsa di Malik Ba, fermato da una grandissima chiusura di Bruno Moser, che qua si prende anche il calcio di punizione. Ha fatto un ottimo anticipo Lampo, lui che ovviamente poco fa parlavamo della sconfitta del Castellammare contro il San Giorgio Piana, se la sente un po' sul groppone, visto che ha colpito con il braccio il pallone quando Amaya aveva scoccato quel cross verso la porta in area di rigore, e quindi concedendo appunto il penalty che lo stesso Amaya non ha fallito. Qua pallone ripreso bene da Caternicchia, che lo mantiene in campo sfruttando anche un po' di fango. Poi Mangiaracina, Pisciotta, lascia lì Mangiaracina, bloccato, il rimpallo che favorisce ancora Caternicchia, e poi va lontano Adamo, prova a mantenere palla Frisella, ma lo Sciacca sta schiacciando lì Castellammare con Moser che ha provato il cross. Frisella però chiude le intenzioni del suo ex compagno, seppur per qualche mesetto, forse anche un po' di meno. Il pallone è sempre per i verdenero, è sempre per lo Sciacca, che andrà adesso con Daleo a cercare largo la profondità qui di Pisciotta e Mangiaracina. Pallone per Pisciotta che mette in difficoltà Adamo, ma alla fine il numero 5 lascia scorrere perché c'è Di Paola che sicuro può arrivare su questo pallone. 13esimo in corso, Castellammare che va lontano con il rilancio, Frisella a vuoto, può giocare quindi la formazione di casa ancora con Pipitone che mantiene botta. Pipitone apre per Di Matteo, ancora il numero 11, aspetta, poi vede Ba tra le linee, Ba è in aria, Ba! L'applauso del Matranga per Malik Ba, che si era fatto trovare perfettamente tra le linee verdenere, e poi scocca questo tiro che però termina anche di un bel po' fuori dalla porta di Elesai. E allora 14esimo, siamo nel bel mezzo del primo tempo della gara tra Castellammare e Sciacca, la gara che apre, così come Camarat e Montelepre, anzi per essere più precisi Montelepre e Camarat, e due gare che aprono la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Per quanto riguarda il girone A, Caronia molto avanzato, il 32 prende palla Caternicchia in quella che ha tutti gli effetti una pozzanghera di fango. Adesso Di Matteo, che rimane lì bloccato, Caternicchia lo fa girare, c'è Mangiaracina che aiuta i suoi compagni. Licata può andare dalle parti sinistre del campo dove c'è Caternicchia, mantiene il pallone in campo Frisella, fa una grande giocata Luca Frisella, un po' troppo molle qui Caternicchia. Allora Ba lotta ancora con Rallo e c'è un fallo di Angelo Rallo, calcio di punizione. Lancia a cercare Ba, poi Frisella in un fazzoletto si era girato senza fallo, però viene stoppato e allora può andare lo Sciacca in contropiede
o almeno in quello che sembra un potenziale contropiede, ribaltone che viene chiuso da Lampo, che anticipa ancora una volta bene con i tempi giusti il suo avversario vicino al disco di centrocampo. Può giocare lo Sciacca, si è rialzato Frisella dopo un tocco lì al limite della rigore avversaria, e adesso va lontano Adamo, stoppa il pallone Desiderio Garufo, passaggio che non arriva a Caternicchia, alla fine sbatte sulla panchina di mister Brucculeri, che è arrabbiato, sta dicendo proprio questa Garufo: non facciamo questi palloni, non utilizziamo questi palloni, perché ovviamente lì è difficilissimo palleggiare, però lo Sciacca sembrerebbe preferire giocare sulla parte fangosa del Matranga, perché si trova particolarmente bene lì in questo momento Caternicchia. Ancora lui può andare bloccato, arriva però Tirone, non riesce a scoccare la conclusione, mantiene il pallone in campo poi Di Paola, tuffandosi ed evitando quindi il calcio d'angolo. Qua Frisella con fallo, sbilancia in maniera irregolare Desiderio Garufo. Garufo è l'entrata mediana di totale esperienza per lo Sciacca. Garufo l'anno scorso giocava da queste parti a 60 km da qui praticamente, ha salito lo capo, qua rischia invece lo Sciacca, arriva Malik Ba, va in aria, va bloccato da Elesai che esce a valanga e dice no. Si è fatto ipnotizzare Malik Ba, ma l'errore lo fa qui prima Pierce, che perde palla e regala questa opportunità clamorosa a Ba, che però non è stato freddo come al solito. Elesai poi qua fa vedere perché il portiere del suo livello è così tanto osannato. Adesso calcio d'angolo, pallone che arriva al centro dell'aria, Elesai la tocca, esce lo Sciacca, poi c'è Di Matteo che di prima serve però gli avversari, può giocare Tirone che appoggia il Garufo, manda lontano, pallone imprendibile per l'attacco saccense, ritorna a Di Paola, la grande occasione per il Castellammare con Malik Ba. Paola a cercare ancora Caronia, non è che passa, allora Balotta con Rallo, c'è un fallo però, fallo ai danni di Caronia, calcio di punizione, poi occhio, i due protagonisti per ora della gara, Ba ed Elesai, faccia a faccia, si crea una mischia, si alza il polverone lì dalle parti del rigore, vediamo se il direttore di gara prenderà dei provvedimenti nei confronti di Ba e di Elesai, che se ne sono dette 4. Ancora a parlare il direttore di gara nei confronti di Ba ed Elesai. Calcio di punizione comandato dal signor Castrovinci della sezione di Palermo. Adesso c'è ancora qualche discussione, perché il signor Castrovinci fa battere un po' più indietro rispetto a dove voleva il Castellammare e la piazza di Castellammare. Attendiamo la battuta di Pitone, se non vado errato. Luca Frisella, e non c'è Tore Messina, almeno è in panchina, quindi non credo che entri adesso, non sappiamo neanche se ha ancora minuti nelle gambe, però può andare Frisella con il sinistro che non si abbassa e quindi spreca questa occasione
maglietta sul volto per Frisella, che se viene chiamato un pallone torna quello calciato da Frisella. Allora batte la rimessa dal fondo lo Sciacca, ma c'erano 2 palloni in campo, deve quindi ritornare ad Elesai, l'oggetto della contesa. Elesai che per ora possiamo dire chiaramente sia il migliore in campo, perché ha mantenuto lo 0-0 con una grande parata al 18° su Ba. Andrà Frisella a mordere sulle caviglie di Moser. Vedete, quando crea, quando va ad impostare, si abbassa sempre uno tra Garufo e Licata, e quindi lo Sciacca è come se impostasse a 4 ma difendesse a 3 con Caternicchia e Daleo, magari che danno qualche aiuto in più quando si tratta di difendere. Ma c'è un fallo commesso da Castellammare nel frattempo, calcio di punizione per lo Sciacca, può battere Capitan Licata. Batte subito il capitano dello Sciacca, pallone che arriva adesso al centro, Di Paola con i pugni allontana e poi va lontano il Castellammare. Poi ancora una volta Garufo per Licata, Moser più centrale adesso, pallone a metà, e allora può andare il Castellammare con Tarantino che ha avuto un ottimo break. Allontana poi Moser dopo il rischio corso, in questo caso il pallone era per Daleo, che come vedete quando si tratta di queste situazioni più consone ai calci piazzati tende sempre a stare più indietro rispetto magari a Caternicchia, che comunque non disdegna di andare a saltare qualche volta. Lancia a cercare Di Matteo, la palla è con il contagiri, Di Matteo deve tenerla in campo e lo fa. Ancora Di Matteo sul limite del campo del Matranga, prova ad andare Di Matteo, commette fallo, si sfà con le mani del suo avversario qui Vincenzo Di Matteo. Calcio di punizione, siamo alla metà del primo tempo, Castellammare 0, Sciacca 0 ancora qui dal Matranga. Ricordiamo che è in corso anche l'altro anticipo della 20ª giornata, stiamo parlando della gara tra Montelepre e Camarat. Qua non c'è il fallo per quanto riguarda lo Sciacca, non c'è neanche l'ultimo tocco di un giocatore verde e nero, per quanto reclamava invece il Castellammare. Può andare con le mani lontano Caternicchia, il pallone infatti arriva in aria, spunta Pisciotta e controlla forse con il volto, poi allontana il Castellammare, ancora a lottare come un leone Malik Ba, ma non basta perché lo Sciacca arriva anche su questo pallone, apre tutto Rallo, pallone che non arriva però a Daleo, allora prova a giocarla con più calma Luca Frisella. Frisella per Tarantino, lo scambio ancora tra i due, atterrato Frisella, ottiene il minimo, la rimessa con le mani che batte Tarantino guadagnando qualche metro, poi però preferisce andare con calma, anche perché lo Sciacca già si era praticamente ricostituito interamente lì in difesa, allora non aveva senso a sprecare probabilmente questo pallone, che comunque si perde perché c'è un fallo da parte di Fucsia di Castellammare con la seconda maglietta, che però è utilizzata praticamente assieme a quella azzurra. Oggi non c'erano particolari differenze cromatiche. Adesso occhio perché riprende palla, va, può andare lui, va, insiste in aria, va ancora contro tutto lo Sciacca. Pierce dopo un altro errore riesce a rimediare, ma va, è molto attivo, anche se deve aggiustare forse il comportamento dei suoi piedi negli ultimi 20 metri.
che può arrivare in aria, è pienissima la box dello Sciacca, infatti arriva lì, spunta Adamo che prova a girarsi, se ne va il pallone, spinto via dalla difesa saccense, torna dietro Castellammare con Di Paola, con difficoltà riesce a sporcare questo pallone Moser, si prende anche il fallo, calcio di punizione per l'Unitas. Pierce attende ancora Luciano Pierce, pallone per Rallo, il mancino va a cercare subito Pisciotta che arriva in aria, non è fuori gioco, può giocare il 29, ancora per Caternicchia che ritorna dietro, Licata ha spazio, pensa al traversone che arriva al centro e avanti lo Sciacca, l'idea di Licata e la rete di Tirone che trova l'1-0. Troppo spazio libero Licata per andare in aria e mette un cross perfetto per Tirone che riesce a trovare il suo spazio nell'area di rigore avversaria e trova soprattutto la rete numero 2 del suo campionato. Siamo al 27esimo inoltrato, ormai siamo entrati nel 28 di questo primo tempo e avanti lo Sciacca con la rete Tirone di testa, ha raccolto perfettamente un cross al bacio di Saro Licata che gli ha dato davvero carta bianca per andare verso la porta di Paola battendolo. Adesso Sciacca che prova a imperversare con Mangiaracina, Mancino che arriva in aria, mette fuori in qualche modo Pipitone, momento di difficoltà per il Castellammare, momento di forcing invece per lo Sciacca, batte di nuovo Licata. Deve battere Licata, sinistro che arriva di nuovo in aria, riesce a sventare la minaccia il Castellammare, poi qua torna dietro Cataleo il numero 4 Garufo e Lesai. Allontana lo Sciacca, poi Adamo rovina su Pisciotta, calcio di punizione, fallo commesso da Andrea Adamo. Alza ora Pisciotta con un po' di difficoltà, attendiamo la battuta di Desiderio Garufo, raggiunto nella classifica marcatori dello Sciacca proprio da Tirone con il gol di qualche minuto fa. E adesso tocca in realtà a Licata che va con un sinistro rasoiato, pallone che rimane in aria, riesce a liberare un'altra volta il Castellammare. Come dicevamo poco fa, è entrato in una spirale negativa dopo il gol dello Sciacca, deve ovviamente rialzare la testa. La squadra di mister Mione che sta osservando i suoi in maniera molto calma e meditata in panchina,
mister Brucculeri invece sempre pieno di foga in questo momento, con mani in tasca, attendendo eventuali stravolgimenti tattici da portare ai suoi, che per ora comunque stanno dicendo la loro in questo match che apre la 20ª giornata del campionato di eccellenza. Ora prova ancora una volta a girare qui Pisciotta, lontano il Castellammare, ancora a cercare Malik Ba, che non riesce a controllare. Caronia a pressare altissimo, Bartolo Caronia, che di solito fa un po' il playmaker di questa squadra. Qua per Caronia arriva questo pallone di Prisella, tacco che però trova Bartolo Caronia, che stava rientrando dal fuorigioco. Deve battere allora Antonio Elesai. Ha segnalato il fuorigioco il primo assistente del signor Castro Vinci, il signor Gringeri della sezione di Messina. Qua occhio però al pallone che rimane buono per il Castellammare. Caronia a pestare forte, va contro Elesai, manda lontano il portiere Italo Albanese. E adesso Lobosco. Andare con le mani il numero 2 a cercare Malik Ba in aria, pallone che rimane buono, Ba spara un missile sopra Moser, che infatti rimane a terra addolorante. Calcio d'angolo ancora una volta Malik Ba. Sicuramente fa male una pallonata del genere da pochissimo spazio, da pochissimi, più che metri, direi pure centimetri. È arrivata davvero una sassata su Moser, dove fa più male poi con questo freddo, con la pioggia che continua a scorrere e a colpire la città di Castellammare del Golfo. E a terra il brasiliano. Attendiamo che si rialzi e attendiamo anche eventualmente la battuta del Castellammare. Deve uscire momentaneamente Bruno Moser, perché è stato accudito dallo staff medico dell'Unitas Sciacca, e allora andrà con questo calcio d'angolo Frisella, ed è un calcio d'angolo importante perché non c'è il centrale dello Sciacca a difendere, quindi da utilizzare questa occasione per il Castellammare. Va col tacco, poi che arriva al centro, riesce comunque a mandarla lontana lo Sciacca, poi la Pozzanghera non fa uscire questo pallone che rimette lì davanti Pipitone. Adamo a lottare, Ba non può arrivare su questa spizzata del numero 5, la riprende Lesai, che non vuole neanche approfittare di un Castellammare frammentato e confuso dopo l'azione da calcio d'angolo, per riuscire a attendere e andare adesso con il rilancio che si impenna e cade lì dove c'è Adamo, che di testa è più lesto di tutti a prenderla, ma la regala di nuovo allo Sciacca. 34esimo, Castellammare 0, Sciacca 1, gol al 27esimo di Tirone, seconda rete per il giovane verdenero, foraggiato da un cross fantastico di Licata. Qua pallone a cercare un'altra volta, Ba, deve uscire Lesai, che mantiene anche botta, non prende subito il pallone, si accontenta della rimessa con i piedi da battere ora assieme a Pierce, che è lì vicino. Pierce non precisissimo oggi, bisogna dire la verità, però quando si tratta di difendere è sempre una colonna impossibile da scalfire facilmente. Adesso Lesai si prende un po' di tempo, va lontano il numero 1. Pallone per Domenico D'Aleo, uno dei nuovi volti dello Sciacca a stagione in corso. Ce ne sono tanti
scelto verde-nero durante il percorso di questa stagione. Sono anche tanti quelli che avevano promesso l'impegno alla formazione sarcense e poi magari per divergenze di mercato ulteriori non sono in rosa. Castellammare invece, che è molto più calmo da questo punto di vista, occhio però a Ba che prova a girarsi, Ba, passaggio impreciso, deve riciclare quindi la sfera Tarantino che ritorna ad avere il possesso del pallone. Pressing molto importante dello Sciacca, rilancia a cercare qui Malik Ba, poi un'altra volta fallo sui danni di Bidone. Diciamo appunto il Castellammare che ha costruito ormai un gruppo che da anni difende la categoria senza fare neanche un play-out. Appunto mister Mione pure in intervista 7 giorni fa, un gruppo composto da Di Paolo in porta, Adamo, Caronia, Lampo si è pure aggiunto, Tarantino, Malik Ba soprattutto lì davanti, così come Messina che oggi torna finalmente tra i convocati. È un gruppo pieno di persone, di bandiere ormai che sono tra i preferiti della piazza, però ovviamente bisogna sempre lottare con le unghie, con i denti per mantenere la categoria. Calcio di punizione, Frisella mette lo spiovente al centro, Lo Bosco! È arrivato il pareggio del Castellammare. Attenzione perché è tutto fermo, braccio alzato del signor Castrovinci. Fuori gioco di Lo Bosco. Fuori gioco di Lo Bosco. Protesta tutto il Matranga, a noi sembrava buona la posizione di Lo Bosco che aveva staccato perfettamente. Non cambia quindi il parziale qui al Matranga, rivedremo poi la posizione. Lo Bosco è arrabbiatissimo, ha fatto uno stacco clamoroso a riprova del fatto che sia tra i migliori attualmente del Castellammare. C'è spazio per le proteste, per la polemica qui al Matranga per questo gol annullato allo Bosco. Buone adesso per Frisella che aveva fatto assist per Mattias Lo Bosco con un pallone prelibatissimo. E adesso il Castellammare ci crede, che aveva trovato l'1-1 eliminato dalla decisione del primo assistente del signor Castrovinci, ovvero il signor Nicola Tringeri della sezione di Messina. E adesso pallone che arriva al centro, occhio, Caronia va subito a voler dare il pallone a Musso perché si batte questo calcio d'angolo. Il Castellammare ci crede. Ancora Ba però al centro delle polemiche lì in mezzo al campo. È arrabbiatissimo Malik Ba. Non c'è bisogno che vi racconti anche il malcontento del Matranga che era drizzato in piedi all'improvviso, ma per il signor Gingeri era tutto fermo. Alta la mano del signor Castrovinci, qua pallone che arriva al centro, deviazione da parte di un giocatore verde-nero, poi forse con un braccio, ma comunque c'era prima un fallo netto ai danni di un giocatore dello Sciacca. Licata è sempre abbastanza acceso, è un momento di puro agonismo qui al Matranga tra Castellammare e Sciacca. Quarantesimo, stava cambiando tutto qui al Matranga, poi la bandierina era alzata sul colpo di testa di Lo Bosco, sul quale la difesa dello Sciacca si è fatta trovare impreparata. Lo Sciacca ha avuto un momento di forcing importante dopo l'1-0, poi qualcosa è venuto a mancare, forse il Castellammare è tornato in sé dopo
un momento generale di scoramento, qua vuoto Rallo, lotta quindi Frisella, pallone che viene allontanato, arriva addirittura qui sotto la tribuna vicino agli spogliatoi del Matranga di Castellammare. Tirone, autore del gol che per ora vale lo 0-1 per lo Sciacca. Ancora i giocatori ospiti con Adamo che va lontano e poi Frisella può andarsene, non c'è fallo. Allora Frisella forse perde un tempo di gioco, adesso torna dietro, rimessa per lo Sciacca. Non si lamenta Frisella, sa di aver fatto, non diciamo un errore, però poteva utilizzare meglio questo pallone che gli era arrivato. Sarà dura per il signor Castrovinci tenere a bada i freni di questa squadra. 42esimo, spinta qui di Tarantino in danni di un giocatore avversario, calcio di punizione per lo Sciacca che guadagna metri e secondi in questo finale di primo tempo. Siamo al 42esimo. Ecco il nuoto. Adesso mister Mione va a parlare con il signor Gringeri, la prima occasione utile visto che il guardaniere si è avvicinato per la prima volta verso la panchina del Castellammare, che adesso deve andare lontano dopo che il pallone viene toccato da Musso che va a cercare Malik Ba, schizza via però la sfera, non riesce ad arrivarvi Malik Ba. Allora 43, calcio, pardon, rimessa con le mani per lo Sciacca che non batte subito. Adesso il signor Castrovinci va a rimproverare Rallo. Va in fuorigioco ma non Di Matteo che può arrivare su questo pallone, entra in spaccata allora Pierce, rimessa per il Castellammare che rimane avanti in questo finale di primo tempo. Stavolta lo Bosco preferisce andare con la lunga gittata che è una delle sue importanti qualità e va in aria lo Bosco. Sciotta va lontano, occhio perché lo Sciacca può ripartire in contropiede, è veloce da Leo, non riesce però ad aiutarlo Mangiaracina, rimessa per lo Sciacca. ...90 secondi più recupero al termine del primo tempo. Castellammare in svantaggio e avanti invece lo Sciacca con colpo di testa prelibato di Tirrone, ma ancora più prelibato è stato il cross di Rosario Licata, un campione assoluto. E adesso occhio al rilancio e Lesai mette fuori, si arrabbia tantissimo Brucculelli, non so se l'avete visto dall'inquadratura. Si è arrabbiato per la scelta stilistica di Lesai di andare con il colpo di testa invece che aspettare un attimo e prenderla con le mani. Adesso lo Bosco, poi che arriva al centro, rimane lì la sfera, prova a giocarla Di Matteo ma commette fallo di Vincenzo Di Matteo, può battere lo Sciacca. Ma batte subito Licata che deve allacciarsi prima i ferri del mestiere, poi lascia la punizione a Lesai che andrà lontanissimo. Siamo nel tempo di recupero, 3 minuti di recupero, abbiamo visto anche inquadrando il signor Castrovinci, 3 minuti di recupero quindi alla fine del primo tempo, un recupero sicuramente importante dovuto
alle tante interruzioni. Adesso qua Pisciotta prova ad andarsene, Adamo lo trattiene bene, c'è un fallo però commesso da Pisciotta, danni di Adamo. Calcio di punizione, può battere Di Paola che ha fretta. Allontana il portiere Castellammare a cercare Ba che sbilancia Licata, non c'è fallo. Frisella, può andare Frisella, ancora per Musso, può correre Malik Ba. Pallone che arriva al centro. Adesso non riesce a giocarla e Castellammare si è difeso benissimo. Lo Sciacca che fa passare un minuto dei 3 di recupero e soprattutto ha adesso un calcio di punizione a favore che Ba vuole fare battere subito dando il pallone a Elesa. Rilancio così di Elesai, rimessa per Lo Bosco che va già lontano a cercare Malik Ba, prova a andarsene rispetto a Rallo, poi di testa non riesce a trovare Caronia e comunque ottiene la rimessa pressando forte sul suo avversario. Poi si propone Frisella che a sua volta lascia Lo Bosco, altra occasione che sarà propiziata dalle mani del numero 2. Pallone che infatti arriva al centro, palla tocca ancora, tanta confusione. Esce lo Sciacca alla fine, ringraziando. Adesso concentrato per la prossima occasione che sarà propiziata anche questa dalle mani di Lo Bosco. Lo Bosco va di nuovo in aria, poi arriva fuori dove c'è Di Matteo, colpisce male e poi Pisciotta può far partire il contropiede lo Sciacca, la sporca Pipitone, ma la palla arriva comunque a Daleo che non riesce poi a girare per Mangiaracina. 30 secondi alla fine del primo tempo, una partita intensa, bellissima fino a questo momento. Il Castellammare è sotto ma sta reagendo da grande squadra. Sciacca che dopo il forcing, dopo che ha messo in difficoltà il Castellammare, anche e soprattutto dopo il primo gol segnato da Tirone, sta accettando la pressione del Castellammare, sta accettando il fatto di dover mantenere questo vantaggio soffrendo, e chi lo sa se il secondo tempo sarà pure così. Intanto va lontano Mangiaracina, 48 passati, finisce la prima frazione, Sciacca avanti dal 27esimo di gioco, dalla rete di testa di Gabriele Tirone. A tra poco. Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi che dovranno vedersela allo stadio Broccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo. Poi si porta in avanti con Napolitano la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Ecegoyen, poi la palla arriva comunque in mezzo, c'è la girata di Kragl respinta con la schiena da De Min con la minaccia che viene sventata, poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano, poi prova a mettersi in propria linea che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di De Min, bloccata a terra
da Castelnuovo, dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali, l'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera per però piazzarla di giustezza col sinistro, ma non inquadra i pali, insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragel. L'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio piazza, conclusione velenosa a giro col destro, Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa, insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa, poi dall'altra parte Castrum Favara ancora pericoloso con la grandissima giocata di Varela, la palla passa dal centro, non riesce a controllarla Privitera e questo è un errore che pesa perché dall'altra parte torna a farsi vedere la Nissa con Ruotolo, giocatona da parte del numero 10 ad armare il sinistro di De Felice, è entrato alla panchina, non c'entra i pali, poi ancora Ruotolo che si mette la squadra sulle spalle, gran giocata sulla sinistra, altro pallone messo in mezzo, la girata di Provenzano che viene lisciata volontariamente da un compagno perché è in fuorigioco, segna la Nissa all'ultimo istante e la vince con la rete di uno degli ultimi arrivati, il classe 91, che realizza un gol fondamentale. La Nissa che torna a vincere e si riavvicina alle primissime posizioni della classifica. Non riparte bene Infantino a Favara. Da Sportisir è tutto. Alla prossima. Buon pomeriggio a tutti amici di Sportisili e benvenuti qui dal video di Marco di Cammarata, benvenuti ai piedi della montagna per Camarat contro Cus Palermo. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, insiste, prova a mettere il mancino al centro, arriva Russo, ancora il numero 11 Russo, prepara il destro, Dolenti, Pierce, il bello di Pierce a favorire l'ingresso di Ferreira Guerrero, si presenta così il 100metrista portoghese e fa rampa finale con Visconti, ma occhio Maurè può andare al centro, Dolenti, Baio di prima a cercare Guadalupo, non è male come idea, ancora Guadalupo, il tacco a cercare Pierce, che magia di Guadalupo e segna Pierce. A Baio, vicino Pierce, ma Baio vuole andare da Guerrero che se ne va, Guerrero anticipato qui all'uscita di Cimmino per via centrali, il 26, pallone che passa, è buono per Guerrero, l'ha presa in qualche modo qui Cimmino, la camiseta bianco-azzurra, pallone che arriva al centro, vuoto Cimmino, traversa piena di Cracchiolo e poi ringrazia Cimmino perché il pallone ritorna da centro Boa per Pierce, c'è Guadalupo che mette il pallone al centro, Pierce spunta, ancora Pierce, lascia lì a Ledesma, cosa si è mangiato qui Matteo Ledesma? Vediamo ovviamente la parte finale, l'azione molto bella, qua riprende palla Osvaldo, può andare quindi lui, Osvaldo contro il portiere, Osvaldo lo salta e deposita il gol, Facundo Osvaldo! Mirabelli, Pierce scappa alle spalle della difesa, Pierce! Stava per far cadere giù lo stadio qui Nacho Pierce, pallone entrante in aria, atterrato qui Colombo, si prende il calcio di rigore, va Colombo, buca le mani a Dolenti e trova la rete del 3-1. Testa, la prende Alaimo, ancora Colombo, in velocità, Caminita in aria, Caminita bloccato da Dolenti
O può andare Cus al campo aperto, la formazione di mister Zappamigna con la corsa di Russo che se ne va. Russo, metti il pallone al centro. Dolenti. Qua, occhio, Pierce arriva. Poi il tacco qua di Ledesma, palla per Pierce in aria. Pierce che è in fuorigioco e con il Kamrat con Danna che si propone bene lanciando per Pierce. Ancora Danna di prima, grande giocata per Cuffaro che insiste in aria. Cuffaro al centro, 5-1 mancato qua da parte del Kamrat, incredibile errore in area piccola da parte di Osvaldo. Montelepre che lo sbaglia, adesso Russo, Traoré, Dolenti la fa sua, lo tocco di Cracchiolo che poi riprende palla, Cracchiolo in aria, non serve Pierce, c'è Danna al limite, non tira e poi ancora Cuffaro, si accentra Cuffaro in aria, serpentina, calcio d'angolo, ma la palla va al centro dove c'è Pierce, ancora buona, bloccato in maniera regolare, adesso va lontano il Kamrat a cercare Pierce che di testa crea una traccia per Osvaldo davanti al portiere. Osvaldo 5-1, scavetto e doppietta per Osvaldo. Occhio a Conè che può ripartire perché qua c'è stata una falla nella fascia mancina del Kamrat, può andare Conè, ancora il 15, Conè, doppio passo, Conè fatto impazzire lì la difesa avversaria. Pierce ancora, Pierce stenza, guarda la porta, Pierce colpisce molto male e questo è l'ultimo brivido. Kamrat vince e convince 5-1 al Cus che ci ha provato con i suoi giovanissimi. Interviene Antona e spazza il pallone. Lucera tutto all'uomo, Lucera entra in area di rigore, il tiro! Raimondo Lucera con il sinistro, grandissimo gol da parte di Lucera, spettacolo. La cognata, poi Ovosu lancia in avanti a cercare Giorgio Stassi che stoppa un gran pallone, poi prova direttamente la conclusione per pochissimo. La nostra bella Sicilia, intanto Stassi va solo in contropiede, è libero Veca, Stassi fa tutto da solo, Stassi, la conclusione ribattuta e qui evita, anzi no, lì, la nuova Posu, davanti a cercare il muratore, anzi Licata, pallone che spazza sul palo, vicino al raddoppio il Gemini, Licata, Lucera, cross in mezzo, poi colpo di testa! Sempre lui, Colli, il raddoppio delle Gemini quando siamo al 45esimo minuto di gioco. Che finisce fuori da Sassi, poi Colli guarda la porta, preferisce andare da Lucera, cross in mezzo a cercare Giorgio Stassi, nelle casse Termini, allora Olsen, spalle alla porta, prova a servire, dall'altra parte Agnello. Il direttore di gara va pulito direttamente in porta, De Miele ci mette una pensa, poi la conclusione al polo di Giuseppe Noto, altra grandissima provvidenziale parata. Veca, poi Seiter, ancora Veca, il cross in mezzo, Colli prova a staccare di testa, c'era riuscito Luigi Licata, Veca recupera palla, entra in area di rigore, ancora Simone Veca, perde l'attimo, l'arbitro fischia un calcio di rigore. È tutto pronto. Parte Giorgio Stassi con il destro, centrale, potente, perfetto. 3-0 Gemini. Vai Giorgio! Vai! Va a esultare Stassi davanti ai suoi tifosi. Re Giorgio Stassi, di nuovo il pallone su Lio, ancora Ovosu che scambia con Stassi, ancora Lio che può andare alla conclusione, Stassi in area di rigore, ancora Stassi, la deviazione e poi Licata, la grandissima parata di Avignone.
riceve palla, ora Muratore, scambia con Licata, il cross in mezzo, Stassi ci prova ad andare in anticipo con questo colpo di testa. Taci c'è recupero palla del Casteltermini con Noto, riesce a servire Giuliano che guarda la porta, Giuliano rientra ancora, Giuliano, pallone che esce sul fondo. Polito, il cross basso, pallone che passa, e qui l'arbitro che fischia 3 volte, game over al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. I Gemini conquistano l'importantissima vittoria. Pronti per ricominciare qui dal Matranga di Castellammare, benvenuti nuovamente quindi al racconto di Castellammare Calcio contro Unitas Sciacca. È 0-1 il punteggio dopo i primi 45 minuti, decide per ora lo stacco di Tirone al minuto numero 27. 10 minuti dopo aveva pareggiato il Castellammare con una situazione quasi identica, cross di Frisella, stacco e gol di Lobosco, ma la rete è stata annullata per una posizione di fuorigioco. Andiamo quindi con le formazioni. Dovrebbero ripartire gli stessi 22 che hanno cominciato la gara, quindi gli stessi 11 per il Castellammare e gli stessi 11 per lo Sciacca. Per i padroni di casa in porta Di Paola, poi Lobosco, Adamo, Lampo e Tarantino in difesa, Caronia, Mus e Pipitone a centrocampo, attacco riservato a Frisella, Di Matteo e davanti a tutti Malik Ba. Per quanto riguarda invece lo Sciacca, in porta troviamo ovviamente Antonio Elesai, 3-5-2 per mister Brucculeri, con in porta quindi il portiere ex Juve, poi in difesa Moser, Pierce e Rallo, centrocampo Daleo, Tirone, Garufo, Licata e Caternicchia. Pisciotta e Mangiaracina sono i due attaccanti centrali. Continua a piovere qui a Castellammare, nel frattempo inizia la ripresa dopo il fischio del signor Castrovinci, che è l'arbitro della gara. Assistenti: il primo vicino alle panchine il signor Gringeri di Messina, il secondo è il signor Bucca di Barcellona Pozzo di Gotto. Proprio il signor Gringeri, protagonista nel primo tempo con la sua decisione di annullare il gol del Castellammare per un evidente fuorigioco da parte della linea d'attacco Fucsia, che stava aggredendo la difesa dello Sciacca, che adesso va a cercare i suoi attaccanti con questo rilancio che viene prontamente sventato ed allontanato da Adamo. Noi vi ricordiamo che è in corso, ma credo che sia ormai in via di conclusione, vi è la gara del Mistral Palermo, oggi impegnato nel campionato di Serie B di calcio a 5. Poi vi ricordiamo anche che alle 17 c'è il Palermo Futsal Club, con la voce del nostro Marco Genduso, che andrà quindi a cercare di fare punti pesanti in ottica salvezza nel campionato di Serie C di calcio a 5 contro il San Vitolo Cup. Che nel frattempo arriva Di Paola. Chiudiamo il nostro programma, il nostro palinsesto con la domenica. Abbiamo per ora la gara alle giovanili Athletic Club Palermo e poi alle ore 15 tocca al San Giorgio Piana. Ovviamente tutte gare potrete vedere qui sul nostro canale di Sport Easily. Qua errore da parte di Musso
allora può andare lo Sciacca ancora con questa sgaloppata di Caternicchia che poi prova il destro, sarà centrato bene il numero 2, ma poi non è complicato di più andare a tirare con queste pozze che iniziano a lambire il campo quando entriamo nella fase centrale e poi soprattutto nella fascia vicina alle panchine. La pozzanghera adesso è davvero evidente, invece l'altra fascia sembra comunque percorribile e chi lo sa, magari questo darà adesso proprio a Caternicchia la possibilità di esprimersi come non ha fatto nel primo tempo. Stessa cosa vale per il Castellammare che adesso lì va a piazzare Lo Bosco, protagonista anche lui con lo stacco e il gol poi annullato, ma in generale con importante prestazione. Faccia un fallo, può battere il Castellammare, quindi sarà un'occasione in area di rigore per il Castellammare. È altissima la linea dello Sciacca, deve andare in area Pipitone, pallone che non entra però nella box, prova ad arrivarci ora, Garufo spazza, c'è però Malik Ba, pensa al tiro, poi torna dietro, il pallone però si blocca, andava a portare lo Sciacca seppur non in maniera precisa, e a terra Pisciotta che ha subito un colpo, mister Mione è arrabbiatissimo. Che arriva in aria, poi c'è un tocco con il braccio di Mangiaracina, ma prima ancora forse c'era addirittura fallo di Pisciotta, può battere quindi Di Paola. Sono già passati 4 minuti, adesso lontanissimo il portiere del Castellammare, Licata non preciso, mette giù Caternicchia, lo scambio con Garufo si chiude, anzi no, rimessa con le mani per il Castellammare. Guadagna metri la formazione di casa, rimessa che passa dalle mani fucsia a quelle verde nero. Fallo sul 32, può battere quindi il Castellammare. C'è Tarantino, tante maglie fucsia, palla che arriva infatti proprio in aria, esce Licata, a terra qui lo Sciacca prende un calcio di punizione, fallo di D'Aleo che si era andato a mettere nell'altra fascia. Licata batte dietro per Rallo, poi Elesai, controllo non facilissimo, allontana Elesai, poi Lampo, riprende palla il numero 6, D'Aleo anticipato da Tarantino solo per un attimo, lì davvero è complicatissimo giocare. Tocca a D'Aleo con le mani, e c'è fallo su Pipitone. Mangiaracina continua a spostare il pallone, toccherà adesso a Di Paola andare lontano. Mangiaracina prova a mantenere in campo, ce la fa,
evidentemente c'era una deviazione sul rilancio di Mangiaracina. E adesso pallone ancora per il numero 18 Tirone, l'autore del gol che per ora è definitivo nel punteggio, ma attenzione che va lontano Castellammare solamente per un attimo, vuole il pallone Tarantino. Mister Mione glielo dà subito. Tarantino lontano, Galeo respinge. Ora gara molto frammentata, ci sono tante lotte soprattutto in mezzo al campo. Tarantino a cercare davanti Frisella, non è che viene un'altra volta allontanato, prova a farsi vedere Pisciotta. Adamo aspetta che lentamente il pallone esca dal campo, lo dà di nuovo da Tarantino, non può palleggiare a terra Tarantino come se fosse un cestista, perché il campo lì è complicato da utilizzare. Adesso ancora Frisella, fallo, e qui c'è anche il giallo pronto per Moser. Bravo Frisella a prendere possesso del pallone, a difenderlo, a farsi fare fallo. Moser entra completamente in ritardo ed è il primo ammonito della gara, arrivati al 54esimo. Molto alta la linea difensiva del Licata. Frisella ancora un po' dolorante, andrà lui a battere, non se la sente di andare in aria, si allontana Pipitone. (55esimo). Attendiamo il fischio del signor Castrovinci che dovrebbe arrivare a breve. Può andare quindi Frisella, pallone che rimane troppo ancorato sul sinistro del numero 9, non era facile battere da lì. Rimessa con le mani per Tarantino, è pienissima l'area di rigore dello Sciacca. Tarantino va proprio al centro, pallone che rimane lì pericoloso, ancora Tarantino, lo rimette dentro, deviazione finale di Licata, calcio d'angolo, pericoloso questo mancino potentissimo di Tarantino. Batte il corner di Castellammare, atterrato Adamo, indica la porta di Elesai, il direttore di gara, quindi è lui a toccare per ultimo. Allontanissimo Elesai, non riesce ad arrivare su questo pallone Mangiaracina. C'è la deviazione di un giocatore Castellammare, rimessa quindi per Giacenzi. Daleo batte molto male, può giocare però l'unità, che rimane lì bloccato nella pozzanghera che si è creata vicino alle panchine, va lontanissimo, poi senza saper né leggere né scrivere Rallo. Tarantino può battere, Tarantino avanti a cercare Licata, ancora Tarantino, va lotta su questo pallone, ancora Malik Ba, Pierce in vantaggio, lotta di Matteo che viene però fermato ancora una volta da Luciano Pierce. Adesso il numero 11 credo che darà il pallone a Lobosco, sarà proprio Mattias Lobosco ad andare verso l'area di rigore avversaria. Adesso il pallone arriva, Caronia vuoto, Adamo! Ha segnato Batman! Adamo porta il Castellammare sul pareggio, più veloce di tutti sulla respinta, 1-1.
la piazza di Castellammare, la rete di Adamo, 1-1, una rete da attaccante vero per il centrale del Castellammare, è 1-1 al 58esimo. Batte lo Sciacca, si ritorna in parità. Adesso deve spingere la formazione verde-nero con Mangiaracina che aspetta, va dove c'è Caternicchia, Licata, scodella al centro, Adamo a servire, un'altra volta Di Paola. Poi Di Paola colpisce Mangiaracina che a sua volta però la prende con il braccio, si arrabbia Di Paola. È successo qualcosa? Di Paola è imbufalito, vorrebbe magari un giallo per Mangiaracina, visto che ha colpito il pallone con il braccio. Per Di Paola c'era volontarietà a bloccare questo rilancio con il braccio. Si arrabbia tantissimo il portiere del Castellammare. 1-1, 59esimo. Rete di Adamo a rimettere tutti in parità. Avete sentito il Matranga che è esploso. Adesso può andare lo Sciacca però, con la rabbia, di tornare avanti, e a terra, travolto qui, tirone da Tarantino. È entrato in spaccata Tarantino, ha travolto Tirone dopo però aver preso il pallone, quindi regolare l'intervento del giocatore del Castellammare. Il campo bagnato sicuramente non ha aiutato Tirone, autore del gol del vantaggio momentaneo dello Sciacca, perché 2 minuti fa è arrivata la rete di Adamo. Può battere Daleo. Allontana a sua volta il Castellammare ancora con Pipitone. Licata la mette giù, ancora Licata a fare quello che vuole, a aprire il campo, ma viene bloccato questo passaggio. Adesso c'è Ba che può correre ma non mantiene il pallone in campo. A momenti prende pure la via degli spogliatoi Malik Ba. Adesso cambio per lo Sciacca. Vediamo chi esce. Daleo uscire. Simone Morleo a prendere il suo posto. Esce quindi Domenico Daleo, esterna tutta birra. Si è visto tanto quanto Caternicchia, però comunque è sempre un'arma in più per i suoi. Al suo posto entra Simone Morleo, caratteristiche simili possiamo dire, quindi diciamo che è un cambio preventivato forse da mister Brucculeri, a prescindere di come si è effettivamente messa la gara qui al Matranga, perché Castellammare ha trovato il pareggio. Adesso tocca allo Sciacca tornare di nuovo avanti con Licata, ma Adamo manda lontano, troppo lontano, le sai. La buona guardia e la sua area di rigore. Poi Licata, errore, può andare quindi Ba, ancora Malik Ba, al limite, Ba, a centro Caronia, non controlla. Ha preferito stoppare invece che andare di prima verso la porta di Alesai. Qua abbiamo visto un Ba versione assist man. Mister Mione tenta di consolare Caronia e di invitarlo a pressare forte. Caronia ormai praticamente fa la punta
quando lo Sciacca va a prestare alto, invece torna in cabina di regia. Va in preciso il passaggio di Lobosco di Adamo per Lobosco, i due che hanno poi procacciato il gol assieme a Caronia. Rilancio con le mani del numero 2. Caronia ha lottato come un leone in aria, il pallone poi è finito vicino ad Adamo che lo ha scaricato verso la porta. E lo Sciacca nel frattempo è a terra Malik Ba. Terra Malik Ba, dobbiamo capire cosa è successo. E gli ha detto di levarsi, sono tutti là. Cercano di capire quello che è successo perché c'è molta apprensione. Che si è cacciato a terra Ba. Si è zittito il Matranga, attendiamo ovviamente novità a riguardo. Qua cosa c'è? Questo si sta facendo riscaldando. Si allontana adesso mister Mignone che è corso velocissimo verso il suo numero 10 che è a terra in questo momento. Sperando ovviamente non sia nulla di grave per Malik Ba che è ancora a terra, non abbiamo capito la natura del suo problema. Vai Malik! Chiamano l'ambulanza per Malik Ba. No Malik, no! Mentre che entra l'ambulanza ci prendiamo un attimo di pausa e poi appena le condizioni lo permetteranno ritorneremo in diretta.
Pietro Infantino torna sulla panchina del Castrum Favara dopo il breve periodo di mister Terranova al suo posto ed è subito probante l'impegno al ritorno alla guida dei giallo-blu favaresi che dovranno vedersela allo stadio Bruccoleri contro una Nissa che a sua volta ha bisogno di tornare a vincere dopo i passi falsi contro Regina e Gelbison. Ciccio Di Gaetano schiera la sua classica formazione a trazione anteriore ma parte forte la compagine di casa con questo calcio di punizione battuto da Tripicchio. Varela viene anticipato in calcio d'angolo. Poi si porta in avanti con Napolitano la Nissa con questa sgroppata sulla sinistra che viene in qualche modo ostacolata anche da Ecegoyen. Poi la palla arriva comunque in mezzo, c'è la girata di Kragl respinta con la schiena da Demin con la minaccia che viene sventata. Poi ottimo pressing ai danni di Megna da parte di Varela, la palla rimane sul lato di sinistra con questo pallone che poi viene messo in mezzo, la respinta sulla conclusione a botta sicura da parte di Piazza. È una partita viva e divertente, si gioca in attacco da una parte e dall'altra, questa volta Kragl col destro, traiettoria velenosa che però si spegne ben lontano dai pali difesi da Lauritano. Poi prova a mettersi in propria linea che va a calciare sul primo palo, la palla colpisce l'esterno della rete, poi dall'altra parte anche Varela ci prova con il destro, conclusione dai 20 metri che sorvola la traversa. È un Castrum Favara comunque vivo e vibrante che ci prova con questa conclusione da parte di Demin, bloccata a terra da Castelnuovo, dall'altra parte Nissa con il cross dalla destra, il colpo di testa di Alagna che non riesce ad indirizzare verso i pali, l'attacco però rimane vivo con la Nissa che prosegue con la sua offensiva con Terranova, il quale prova a passare al centro, viene fermato, si continua per il vantaggio e allora conclusione dalla distanza di Marco Palermo che sorvola la traversa. Le immagini passano al secondo tempo con questo attacco da parte di Terranova, il servizio al centro per Palermo che deve inseguire la sfera, però piazzarla di giustezza col sinistro ma non inquadra i pali, insiste la Nissa con il primo tentativo col mancino di Olli Kragl. L'esito lo avete visto tutti e non è all'altezza delle qualità del tedesco. Dall'altra parte prova a mettersi in proprio Piazza, conclusione velenosa a giro col destro, Castelnuovo la mette in calcio d'angolo, poi calcio di punizione di Tripicchio con la palla che sorvola la traversa, insiste il Castrum Favara con questo schema un po' nato dal nulla, dal calcio di punizione con Tripicchio che riesce ad armare il piede di Piazza, il quale va a calciare col sinistro, c'è la respinta, poi tiro dal cuore dell'area di Ferrante, respinge con i piedi alla grande Castelnuovo e la parata che tiene in piedi la Nissa che poi ci prova con questo tentativo dalla distanza di Terranova che sorvola la traversa, poi dall'altra parte viene trasportato fuori con l'autoambulanza Malik Ba che si è rialzato comunque prima di essere poi messo in barella per essere trasportato fuori al campo, quindi speriamo non sia davvero nulla di grave per lui. Si può riprendere a giocare dopo questa pausa che ci ha un po' tagliato il fiato sia a me sia comunque al pubblico di casa e anche quello in trasferta che ha tributato un grossissimo applauso a Malik Ba una volta che si è rialzato e si è poi nuovamente disteso in barella. Speriamo di avere nulla di grave per lui. Si riprende a giocare al 71esimo, diciamo che passa anche un po' in secondo piano quanto tempo si è perso. Anche un discorso agonistico, speriamo ovviamente che Malik Ba stia bene sia per il calciatore ma soprattutto per la persona che è spettacolare e fantastica davvero dal punto di vista caratteriale. Al suo posto entra Alessandro Urso, quindi si può continuare a giocare, continua a piovere anche a Castellammare, c'è stata molta apprensione, abbiamo voluto anche evitare di continuare a mostrarvi le immagini con un Malik Ba comunque che si è rialzato. Possiamo dirvi che era cosciente ma ci ha fatto prendere davvero un grosso spavento, speriamo non sia nulla di grave comunque anche quello che è successo. Non abbiamo neanche capito bene la dinamica, forse un colpo subito, forse semplicemente qualcosa che ha smesso di funzionare dentro il bomber del Castellammare. Speriamo davvero nulla di grave, ma adesso ogni discorso credo sarà rinviato poi al post gara. Può giocare Urso, quindi l'uomo chiamato a prendere il posto di Malik Ba dopo questo grande spavento che ci siamo presi. Pallone che arriva al centro, viene bloccato, allora può giocare Pisciotta, può andare lo Sciacca e adesso Adamo, corre Adamo, scontro con il numero 17 della formazione. Occhio, non l'abbiamo visto, ma palla lontana, c'è stata la risposta da parte di Morleo, incredibile, dopo lo scontro con Adamo da un colpo a Tarantino,
adesso per Morleo un'ingenuità clamorosa per il 17. Licata prova a parlare con il direttore di gara, ora non si gioca più. Dopo un momento di grande spavento è arrivata l'ingenuità di Morleo che lamentava di aver subito un colpo. Adesso cambi per mister Brucculeri fuori. Abbiamo visto chi? Dentro per ora Federico. Esce Tirone. Nello Sciacca espulso il primo subentrato, ovvero Morleo. Ci siamo persi anche la risposta, però vi posso assicurare che non è stato nulla di bello da vedere, con Morleo che ha dato poi un colpo a Tarantino. Tempo servito l'ambulanza è quella che sta trasportando Malik Ba, la guardia medica, sperando sia appunto qualcosa di poco conto e che ci abbia solamente fatto prendere un grosso spavento. Attaccante del Castellammare qua lotta il suo cambio, ovvero Urso, che sta lottando forte, non Noto, bensì Urso, il mister Mione, che comunque ha mantenuto lucidità in un momento complicatissimo. Siamo al 75esimo, ovviamente si è giocato per 6-7 minuti buoni, quindi credo che oggi andremo davvero vicini al 100esimo. Va lontano Elesaro, troppo lontano il portiere idolo albanese. Adesso pausa. Palla subito Federico, va a pensare con lui Pisciotta, Moser mette giù, allontana Pierce, poi Pisciotta ancora una volta, si sposta largo a destra Mangiaracina per questo finale dopo l'espulsione di Morleo, quindi credo sia un 3-5-1 quello di mister Brucculeri. Cambia poca sostanza in realtà in mezzo al campo, però c'è il tarlo di avere l'uomo in meno con il fallo di Morleo che lascia in 10 suoi. Evitabile la risposta del giovane numero 17, paga forse un po' la mancata esperienza in questo caso. E poi pallone che arriva al centro nel frattempo, solo buono per Elesai. 77esimo, ora si è battuto un bel acquazzone a Castellammare. Elesai può correre, lancia il rilancio a cercare Federico, commette fallo Pisciotta, allora può andare Castellammare, ma deve palla in campo Tarantino. Frisella, la giocata, ancora Frisella, sinistro deviato, si arrabbia Garufo, rimessa per il Castellammare che ora c'è un importante jolly senza Ba per Malik Ba, che ha abbandonato il campo a causa di un infortunio di natura a noi ignota, ma sembra abbastanza grave. Tarantino va in aria, tutti a vuoto, palla ancora lì, Adamo stavolta manca il colpo del 2-1, si lamenta il Castellammare, avrebbe voluto un rigore che non arriva. Adesso con le mani Tarantino, va lontano, tutti a vuoto, prova a girare Caronia, c'è un fallo.
lontano Lesai. L'idea era per Mangiaracina e, come dicevamo poco fa, è stato dirottato verso la destra. Può andare Tarantino. Moser torna dietro da Lesai. Uno però, no due. Va lontano il portiere ex Juve, cercare Mangiaracina. Pallone che è ancora buono per il numero 11. Mangiaracina insiste, Lampo prova a fermarlo e ce la fa. Gabriele Lampo ce la fare anche fallo. Bravo qui il centrale del Castellammare. È una furia Mangiaracina. '79esimo. Lontano Di Paola, non è che sbatte su Licata, poi allontana la difesa dello Sciacca. Adesso Tarantino a parlare anche col signor Gringeri e poi prova il tiro lontanissimo. Musso, c'è Lesai però sicuro su questo pallone. Mette giù, ora può essere pressato, va solamente Urso, lontanissimo ancora una volta Lesai a cercare Pisciotta che viene anticipato, Licata, Garufo mette giù, Federico scambia con Pisciotta ma il campo è un pantano, ancora Federico non riesce a passare, c'è un fallo però ai danni del 32. Attendiamo la battuta di questo calcio di punizione. Licata e Garufo sul punto di battuta. 4 in barriera per Di Paola. Dovrebbero bastare per il portiere del Castellammare. Vediamo chi va. Sembra Licata. Non è che si abbassa, ma non ha dovere. Attenzione qua. Attenzione perché continua la discussione tra Di Paola e un membro della panchina dello Sciacca. Paola non gliela manda a dire. Lui continuava a dargli palloni improponibili. Adesso Adamo va lontano. Carolina non riesce a mettere giù. Carolina ormai fa praticamente il trequartista già da inizio secondo tempo. Tarantino a vuoto un'altra volta. Urso poi subisce un colpo un giocatore del Castellammare. Vediamo se ci sarà spazio per Messina, anche se sembra molto improbabile. Una importante curiosità che ci portiamo. Continua a piovere davvero in maniera insostenibile.
qui a Castellammare, non per noi che per quanto la tribuna sia quasi esposta comunque è coperta, più per i ragazzi in campo. Adesso occhio a Mangiaracina che è in aria, Mangiaracina, cross che arriva ma viene deviato, allora calcio d'angolo per lo Sciacca. Mangiaracina più a destra assieme a Rallo, attacca il primo palo Pisciotta, cross che arriva in aria, esce il Castellammare e può anche ripartire il contropiede. Occhio quindi ai Fucsia che ripartono, si allunga troppo il pallone di Matteo, rimessa comunque per il Castellammare. Viene spizzato, Caronia non riesce a controllarlo, lo allontana lo Sciacca che adesso deve anche fare un po' mente locale, capire cosa gli conviene di più, perché la classifica impone Sascenza in andare a cercare i 3 punti, ma in questo momento con l'uomo in meno anche il pareggio sarebbe comunque un buon risultato. Lotta ancora il Castellammare, viene ripreso però il pallone dallo Sciacca e con Catermicchia può andare largo a sinistra con la corsa personale bloccata, andrà con le mani quindi. Si propone Pisciotta addirittura, Catermicchia va da Garufo che di prima vuole la corsa di un suo compagno, ancora Garufo di testa stavolta, ma lontana Adamo e può andare Urso, l'impegno complicato ma Licata riesce a spazzare. Mangiaracina a lottare, ancora Mangiaracina, palla, Sciacca. Già battuta la rimessa, Garufo ancora per Mangiaracina. Garufo è in aria, può giocare questo pallone. Garufo, rimpallo che favorisce nuovamente lo Sciacca. Ora è corner, può battere Mangiaracina, corto con Garufo. Sinistro bloccato anche questo, si arrabbia Desiderio Garufo. Rimessa con le mani per lo Sciacca. Qui a cercare un'altra volta Rallo da parte di Catermicchia, rimessa sempre per lo Sciacca che rimane avanti, 86esimo che si chiude ora, ancora c'è un bel po' da giocare a causa delle interruzioni, dell'infortunio di Magba, dell'espulsione di Morleo. Dietro Elesai, si impegna il pallone di Elesai, Tarantino mette fuori, rimessa con le mani, continua a protestare Tarantino che comunque ha subito il colpo da rosso di Morleo, quindi anche lui cerca magari di aizzare qualche altro avversario. E qua a vuoto lo Sciacca incredibile, può andare Frisella bloccato da Elesai, poi Frisella ancora, la ridà di Elesai, a vuoto il rilancio dello Sciacca con Pierce che sbatte su Moser, ma Frisella sbatte su Elesai. Elesai si conferma migliore in campo dei suoi. Dopo la paratissima su Ba è arrivata anche questa uscita sul suo ex compagno di squadra nei primi mesi di questa stagione, Luca Frisella. Licata batte per Garufo, pallone di nuovo ripresa da Castellammare, Tarantino con la giocata, va per 10 centrali Tarantino,
ancora lui, prova il passaggio, chiuso perfettamente da Caternicchia che ha fatto un incredibile intervento difensivo. Federico, Licata, atterrato da dietro Licata, calcio di punizione, potrebbe scattare il giallo per Urso e il signor Castrovinci preferisce la via dell'indulgenza. 89 sul cronometro di gara, manca sempre meno alla fine di Castellammare Sciacca, una gara dai volti infinitesimali e infiniti. Fischia il signor Castrovinci. Licata mette questo pallone al centro dove è Tarantino a fare l'assist. L'errore qua di Tarantino è ancora più incredibile, però l'errore sotto porta da parte di Mangiaracina. Siamo nell'ultimo minuto di gara, ma andiamo con un recupero importantissimo. Novantesimo in corso. Poi Adamo non batte e c'è giallo. Giallo per Adamo. Evitabile sicuramente questo giallo da parte del numero 5 del Batman di Castellammare del Golfo. Giallo al 90esimo per Adamo, non si gioca più, si lamenta mister Mione. Minuti di recupero e ci possono stare per tutto quello che è successo. Si andrà fino al 100esimo. A terra più Urso, pallone buono però per lo Sciacca, poi Urso, troppa foga su Licata, fallo e calcio di punizione e a terra Capitan Licata. Saranno 100 minuti di recupero. 10 minuti di recupero, 100 minuti che vivremo in questo match, più di 3 del primo tempo. Sicuramente oggi ce la siamo vissuta la gara del Matranga, che ancora manca un'eternità. Ancora 600 secondi, anzi in realtà adesso sono 540. Castellammare Sciacca divisi da 4 punti in classifica, sono i piani alti proprio alle pendici della zona playoff. Vogliamo chiedere permesso per entrarvi. Adesso ancora Castellammare, atterrato qui Frisella, può ripartire lo Sciacca ancora con Caternicchia che ha birra in corpo nonostante ci troviamo nel tempo di recupero del secondo tempo. Rilancio a cercare Caronia che ormai fa la punta e questo possiamo dire che l'abbiamo un po' appuntato. Moser a cercare Mangiaracina ormai a destra dopo l'espulsione di Morleo. Fango sceglie il Castellammare, può andare quindi Musso. Caronia va sul pallone Caronia, poi Tarantino cosa a cercare Urso, non c'è nessuno però in aria per il Castellammare. Squadre confuse ora, Pisciotta prova a farsi vedere, prova a spaccare in due la partita. Questo è anche il periodo dello Sciacca, il momento dove ha colpito in finale di Coppa, vuole farlo anche oggi, porterà a casa 3 punti che sarebbero pesantissimi per come si sono messe le cose. Ma anche lo Sciacca comunque non ha intenzione di velocizzare, così come il Castellammare, come se il pareggio vada bene entrambe, però se puoi vincere meglio ancora. Fallo di Di Matteo, si porta via il pallone, ora ridà
allo Sciacca con Licata. Pronto un cambio per mister Brucculeri, ma credo entrerà la prossima interruzione. Mister Mione un pochettino più sormione, per ora non vuole fare movimenti. Sarà Elesai a battere, anzi no, prima c'è il cambio. Entra Gian Calagni. Fuori Caternicchia, cambio offensivo, entra Calagna che ha il vizio del gol, esce Caternicchia. 4-2 forse? 6 minuti di recupero che ci separano dalla fine. Pallone che arriva alle parti di Di Paola, traversa, rimane lì Di Paola, miracolo e poi ancora Sciacca all'ultimo, è arrivata la deviazione di Mangiaracina, 9-4, una parabola incredibile, velenosa, che lo sai, il miracolo di Di Paola e poi Mangiaracina mette il punto e avanti lo Sciacca. Paola preso in controtempo, poi ha fatto un miracolo e poi Mangiaracina. Al 95esimo è avanti lo Sciacca, ma mancano ancora 5 minuti. Esce Mangiaracina dopo il gol, entra Chinnici, un difensore per un attaccante, tutto dietro lo Sciacca per difendere il vantaggio con un uomo in meno, ma il punteggio li vede con un gol in più. Il Castellammare dopo lo spavento di Malik Bacqua, occhio a Frisella che è in aria, Frisella può lottare ma lo chiude perfettamente Pierce. Poi crampi per Luciano Pierce e per Elesai soprattutto, e quindi non si può riprendere. 96esimo, ci ha preso pure un po' in controtempo il tentativo di Elesai, addirittura la traversa del portiere e poi Mangiaracina 2 volte, la seconda è quella buona. Spazio per Messina, spazio per Salvatore Messina. Dovrebbe essere uscito Pipitone, ma non abbiamo visto bene il numero. Confermiamo che è uscito Pipitone al 97esimo. Dentro Messina, ma lontanissimo Elesai che si è ripreso. Si andrà credo addirittura verso il 101esimo, se non 102esimo. Non sappiamo neanche se come grafica ci arriviamo. In caso farò un po' una radiocronaca del cronometro. Si è arrestata la pioggia a Castellammare, ma non la gara, ma non l'enfasi. Fallo qui, commesso da Messina, che poteva toccare il primo pallone da quando si è ripreso dopo l'infortunio che l'ha tenuto fuori. Sciacca vicino a una vittoria che sarebbe clamorosa ma importantissima dopo lo stop interno contro il Montelepre a causa delle fatiche dei 90 minuti più rigori del Gurrera di giovedì 22 che hanno consegnato l'Unitas alla storia e la storia all'Unitas. E adesso con Elesai avrà un calcio di punizione da mandare lontanissimo. Elesai non fa neanche complimenti, regala la rimessa a Castellammare, vuole palla d'amo che come vedete ormai è in attacco
non difende più Adamo, che ha avuto la palla del 2-1 dopo aver fatto il gol del pareggio. Allontana il Castellammare, a giocare ancora Messina, che si sbraccia. Adamo ottiene un'altra rimessa. Ancora Castellammare, ma riprende palla Garufo che alza un campanile. Lotta Adamo con Calagna e commette fallo Adamo. Si prende la punizione a Dragna. Fallo quindi su Calagna da parte di Adamo, può battere Licata. 99esimo. Ancora Licata. Pallone buono per lo Sciacca, ma c'è un tocco con il braccio. E allora deve andare lontano il Castellammare. Anche Di Paola si vuole unire alla festa. Va lontano il Castellammare, Frisella di testa. Può giocare Adamo, anche se in vantaggio Moser che manda il pallone in tribuna. Poi Frisella non può giocare, deve battere prima con le mani. Sono tutti in aria. Il Castellammare è tutto nell'area dello Sciacca. La palla è per Lo Bosco. Pallone che arriva al centro, Messina si sbraccia, palla ancora buono! La parte di Lesai! Miracoloso Lesai! Miracoloso Lesai! Che mantiene punteggio! È rosso per Adamo, per il fallo netto su Federico. Doppio giallo e Castellammare che chiude in 10, fuori il Batman di Castellammare Adamo, che aveva trovato la rete del pareggio e poi a troppa foga l'ha punito. Al 100esimo doppio giallo per Adamo e quindi rosso. Ma cosa ha fatto Elesai, che ha mantenuto lì la palla e il vantaggio? Adesso purtroppo il nostro counter ricomincia da capo perché siamo nel 100esimo inoltrato. Quindi quello che vi posso dire, con un po' di fantasia aggiungete una cifra, un 1 davanti al cronometro perché siamo al 100esimo inoltrato, siamo al 101esimo. Va lontano Lesai. C'è ancora tempo per il Castellammare che è in 10, così come lo Sciacca. Dopo il miracolo di Elesai in mischia, che ha fatto qualcosa di incredibile. Ancora Di Matteo perde palla, può andare lo Sciacca con più calma. Atterrato un giocatore dello Sciacca e finisce qui al 101esimo. Risultanza del Brucculeri che si è portato tutta la panchina a festeggiare al centro del campo. Il Castellammare ci ha messo il cuore, ma si è scontrato contro un Elesai formato superstar, formato finale di Coppa Italia. Super Elesai, lui consegna i 3 punti allo Sciacca, oltre alle reti di Tirone, un grandissimo pallone di Licata e di Mangiaracina al 95esimo che rende vale il pareggio a inizio ripresa di Adamo. Grazie a tutti qui dal Matranga, ricordiamo quindi punteggio e marcatori: Castellammare 1, Unitas Sciacca 2, gol di Tirone al 28esimo per lo Sciacca, al 57esimo pareggio di Adamo, al 95esimo la rete definitiva. Mangiaracina, grazie a tutti, alla prossima. Ovviamente, prima di chiudere, mandiamo un forte abbraccio alla popolazione di Niscemi che sta affrontando il periodo più brutto forse mai registrato e mai raccontato, e quindi gli mandiamo tutta la nostra forza e mandiamo anche un abbraccio a Malik Ba dopo l'infortunio che ci ha fatto molto spaventare, sperando che sia nulla di grave.